Vigili del fuoco e carabinieri del nucleo investigativo di Mestre ancora al lavoro lungo le campagne di Malcontenta per trovare l'arma che la notte del 30 dicembre ha ucciso Sergiu Tarna, il cameriere 25enne di origine moldava residente a Chirignago, ritrovato tra i campi ghiacciati con una grossa ferita alla tempia, riverso nel fango. Fondamentale l'esito dell'autopsia per capire soprattutto con che cosa sia stato colpito il ragazzo, se un'arma da fuoco o un oggetto contundente o se il colpo alla tempia sia l'unico. Al momento la pista più battuta dai militari dell'arma è quella della droga. Potrebbe infatti essersi trattato di un regolamento di conti o una lite finita male. Sembra che Sergiu avesse 2 telefoni. Nel frattempo i carabinieri continuano a visionare i filmati delle telecamere della zona in cui è stato trovato il corpo, ma anche del centro di Malcontenta, raccogliendo più testimonianze possibili, soprattutto di chi ha trascorso le ultime ore col 25enne, come Alessandro, il collega del bar. Sono sotto shock i colleghi del bar Esquina qui in centro a Mestre, dove da un po' di tempo lavorava in prova il 25enne. La sera del 30 dicembre, intorno alle 20, dopo aver staccato insieme a un collega, si è recato nel ristorante sushi poco distante perché sapevano che aveva bisogno di personale per la sera del 31 dicembre. Dopo aver preso accordi, Sergiu si sarebbe dovuto recare nel ristorante per lavorare la sera di Capodanno, ma non si è mai presentato, come racconta uno dei dipendenti, incredulo per l'accaduto. È molto gentile, sì, è gentile, no? E basta. Che ha detto che lui il bar ha lavorato e è chiuso, allora che ha detto che dà una mano, così ha detto. E poi non sappiamo più e ieri ha visto il giornale, poi hanno scoperto. Ma lui non era mai venuto a lavorare qui prima? Mai, ho visto solo 2 o 3 volte. È triste? Ah sì, non è spiaciuto, anche se ho visto solo 3 volte. Una persona così è andata. A rinvenire il corpo, vestito ancora con gli abiti da lavoro, giacca nera elegante, cravatta grigia, pantaloni neri, è stato un passante che scattava fotografie al paesaggio. Sergiu viveva in affitto a Chirignago, aveva lavorato in numerosi locali tra Mestre e Venezia dopo aver frequentato la scuola professionale di F di Spinea. Negli ultimi 2 anni aveva lavorato anche nel bar di Via Palazzo a Mestre, finito più volte al centro dei riflettori perché chiuso per le risse, ma a fine estate era rimasto a casa e stava cercando lavoro.